Oggi è la festa della mamma, ma è anche il compleanno della mia nuora piccolina, compie 23 anni. E io mo sapete che ci faccio? Una bella crostata con la crema di lotus. Pigliate carta e penna e venite appresso a me. Partiamo dalla base frolla. Questa è una frolla semplice, con questa potete fare anche i biscottini, qualsiasi cosa volete. Partiamo con mezzo chilo di farina 00, un pizzico di vanillina, oppure potete usare 2 bustine di vanillina, 100 g di zucchero e 250 g di burro morbido e iniziate a mescolare tutto insieme. Qua vedete si è formata una bella palla di pasta frolla. Adesso la mettete in frigo una mezz'oretta, la fate riposare avvolta nella pellicola. Circa una mezz'oretta la cacciate dal frigorifero e a cascata tanto un po' di farina, perché sennò si rompe. Un ruoto questo qua da 28 cm e iniziate a stendere la pasta frolla. Il rudiello ve lo imburrate. La faccio con mascarpone, crema di lotus e biscottini di lotus. Prendete una confezione di mascarpone, un uovo e 100 g di zucchero e iniziate a fare una bella crema a mascarpone. La crema di mascarpone è pronta e io la vado a versare nel ruoto dove avevo steso la pasta frolla, così. Adesso la stendo, vedete? Tanto bello, così tutto intorno. La crema a mascarpone ci metto la crema di lotus. Stendo, ecco qua, tanto bello, anche la crema di lotus. Passiamo ai biscottini. Io, vedete, li faccio triturati e su sfrandumati e poi li verso sopra. Ecco qua, vedete, li ho ridotti in polvere e ce li metto tutto sopra la crema. Qua vedete, qua è pronta. Adesso la mettiamo in forno 170 gradi per 35-40 minuti. Ogni tanto la danno un occhio. Eccola qua ragazzi, è pronta. Certo non è venuto perfetto perché vi faccio i pizzi, mica faccio pasticceri.